Buongiorno e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Da domani la nostra regione torna in zona arancione. L'andamento dell'epidemia delle ultime settimane apre spiragli anche per un passaggio in giallo, non prima però di fine mese. Nel prossimo servizio le principali novità legate al passaggio in fascia arancione. Venezia Giulia si prepara al ritorno in zona arancione. Lunedì 12 aprile, dopo un mese all'insegna delle massime restrizioni, la nostra regione farà un primo passo verso il ritorno alla normalità, con i numeri sull'evoluzione del contagio che lasciano ben sperare per un successivo passaggio in fascia gialla, non prima di fine mese. Ritornano a scuola in presenza, assieme ai colleghi di prima, gli alunni di seconda e terza media, mentre gli studenti delle superiori saranno per metà in DAD e per metà in aula. In zona arancione riaprono anche i negozi che non vendono prodotti considerati essenziali, riprendono l'attività i saloni di parrucchiere, barbiere e i centri estetici che proprio in queste ore stanno contattando i clienti ai quali la zona rossa aveva fatto saltare gli appuntamenti. Ristoranti, bar, pasticcerie e pizzerie saranno aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio. Quanto agli spostamenti, in zona arancione ci si può muovere solo nel proprio comune, dalle 5 alle 22. Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o ragioni di salute, con autodichiarazione. Solo per le stesse ragioni è consentito spostarsi verso altri comuni o regioni. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si può raggiungere la seconda casa, anche in altre regioni, ma solo comprovando di averne titolo e solamente con familiari conviventi. In ambito comunale è consentita una visita al giorno in un'abitazione privata fra le 5 e le 22, nei limiti di 2 persone, oltre ai minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ci si può spostare in un raggio di 30 km, ma non verso gli ex capoluoghi di provincia, anche per andare a trovare amici e parenti. Nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento, come la corsa o la bicicletta, è consentito entrare in un altro comune. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Intanto a livello nazionale si inizia a ragionare sul cronoprogramma delle ripartenze, verosimilmente tra fine aprile e inizio maggio per i territori con numeri da zona gialla. In questa direzione si muove anche il Friuli Venezia Giulia. Il monitoraggio della cabina di regia del 16 aprile fornirà il quadro aggiornato. Dal 20 il governo e regione inizieranno a confrontarsi su come procedere. I dati del report del 23 aprile daranno le indicazioni per il nuovo decreto che conterrà la mappa per le riaperture comunque graduali. Si dovrebbe ripartire con ristoranti aperti a pranzo per procedere con cinema, teatri, musei, poi dovrebbe toccare i bar e le palestre, cominciando però dalle lezioni individuali. Domani frequenteranno le lezioni in presenza tra medie e superiori 45.000 studenti in più rispetto alle ultime settimane. Ieri sera il presidente Fedriga ha firmato l'ordinanza sul trasporto pubblico locale e sono state previste 700 corse aggiuntive in più al giorno. Lunedì tornano in classe in presenza gli alunni di seconda e terza media e la metà degli studenti delle superiori. I piccolini degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, assieme ai bambini delle primarie e ai ragazzini di prima media, erano rientrati mercoledì scorso al termine delle vacanze di Pasqua. La didattica a distanza per tutti era iniziata il 15 marzo con l'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona rossa. Di fatto, con lunedì, al passaggio in zona arancione, ci saranno 45.000 ragazzi in più in aula rispetto alle ultime settimane. 20.000, ha fatto sapere l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, sono gli studenti che frequentano la seconda e la terza media, mentre gli studenti delle scuole superiori che faranno didattica in presenza sono 25.000, la metà del totale. I singoli istituti si organizzano in autonomia per stabilire la percentuale esatta e adottano le formule che ritengono più idonee allo svolgimento delle attività didattiche. Proprio a fronte di questi nuovi numeri, da lunedì ripartono anche 700 corse aggiuntive giornaliere del trasporto pubblico locale. Ieri sera il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza che dispone la ripresa dei servizi di trasporto nella configurazione già attuata dal 1 febbraio scorso. I mezzi
mezzi circoleranno con la limitazione del 50% della capienza. I servizi ordinari sono integrati sia con ulteriori corse svolte direttamente dalle 4 aziende consorziate nella TPL FVG Scarl, il nuovo gestore dei servizi TPL Gomma, nonché dai vettori ferroviari 2, sia con 130 autobus da noleggio, per un totale di oltre 700 corse giornaliere in più. È stato un confronto utile nel corso del quale i responsabili delle aziende hanno fornito una serie di risposte alle criticità espresse dall'organizzazione sindacale degli anestesisti. A dirlo il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, a margine dell'incontro con i responsabili delle aziende sanitarie e i rappresentanti sindacali degli anestesisti, che oggi hanno risposto con una loro nota. Dopo il confronto di ieri restano distanti le posizioni tra la Regione e l'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani del Friuli Venezia Giulia. È stato un incontro molto duro nei contenuti maschietto e moderato nei toni, nonostante abbia evidenziato una chiara differenza di vedute. La ROI EMAC ha apprezzato la volontà dell'assessore Riccardi di ascoltare le istanze già formalizzate, che sono state puntualmente ribadite, ma ha rimandato al mittente l'ignobile accusa di voler screditare il sistema e le allusioni a strumentalizzazioni e cospirazioni politiche. La nota dimostra proprio quanto l'Associazione Anestesisti Rianimatori tenga al servizio sanitario regionale, a tutti i professionisti che ci lavorano, veri e unici artefici della resistenza di questi mesi. Le criticità segnalate sarebbero, secondo l'assessore, in parte risolvibili e in parte riconducibili, come sempre, a problemi strutturali di sempre, ma di fatto confermano un evidente scollamento tra le direzioni e i medici ed una scarsa attitudine all'ascolto e alla considerazione delle componenti sindacali in questi ultimi 6 mesi. Sul problema dei posti letto di terapia intensiva di Gorizia e Palmanova, non ancora codificati come tali, da una parte è stato chiaramente riconosciuto e confermato che si tratta di veri e propri posti letto di terapia intensiva che contribuiscono ad avere una soglia di occupazione regionale superiore al 50%, dall'altra non è stato spiegato il perché questi pazienti non siano stati segnalati nei report giornalieri regionali. Le posizioni reciproche sono rimaste quindi ovviamente distanti e inconciliabili. È stato un confronto utile nel corso del quale i responsabili delle aziende hanno fornito una serie di risposte alle criticità espresse dall'organizzazione sindacale degli anestesisti. Lo ha detto ieri il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Spiace che il metodo usato per manifestare l'eventuale esistenza di particolari problematiche si presti facilmente a delle strumentalizzazioni di carattere politico che non aiutano il sistema sanitario regionale. Riccardi ha subito centrato la discussione sulle terapie intensive e sulla preparazione del personale infermieristico che opera in queste reparti, oltre alla tempistica dell'erogazione degli straordinari, ribadendo il concetto che chi lavora deve essere pagato. E il governatore della regione Massimiliano Fedriga, assieme alla vice con delega alla salute Riccardo Riccardi, domani nel Palazzo della Regione a Trieste alle 11:30 presenteranno alla stampa l'applicazione web e mobile che consentirà ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di prenotare le vaccinazioni anti-Covid. Siamo alle notizie di cronaca, litiga con i vicini, li minaccia con un'ascia e con una pietra appuntita, finisce in manette. È successo a Pasian di Prato, l'uomo aveva acceso un fuoco in giardino e all'arrivo dei carabinieri ha cercato di aggredirli ed è stato arrestato. Si tratta di un cittadino albanese di 46 anni con precedenti di polizia regolare sul territorio italiano. E i carabinieri ieri hanno identificato dei migranti, prima un gruppo a Resiutta e poco dopo un secondo gruppo a Moggio Udinese. È stato proprio la stazione dei carabinieri di Moggio a rintracciare 3 cittadini somali che stavano percorrendo a piedi la statale nel tratto che prende il nome di Viale Udine. Al termine dell'operazione 3 migranti sono stati trasferiti nell'ex caserma Cavarzerani di Udine e circa 2 ore dopo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Tarvisio sono stati attivati per la presenza di altre 4 persone straniere. Ed ora andiamo a Pordenone, dove è stata inaugurata la piazza 20 settembre, sempre più green. La nuova veste alberata di Piazza 20 Settembre a Pordenone è pronta ed è stata inaugurata dal Comune. A spiegare la sua funzione è il sindaco Alessandro Ciriani, che ha voluto questa trasformazione green. È quello di abbellire gli spazi, soprattutto oggi che gli spazi aperti vengono molto utilizzati e saranno molto utilizzati sia per gli eventi ma anche per la socialità. E quindi abbiamo chiesto ad un architetto che è esperto proprio negli arredi urbani di farci un disegno per consentire non di avere un giardino temporaneo, così come facevamo con la fiera, ma di avere un'installazione stabile che possa consentire alle piante di crescere, di fare delle coperture verdi e di rendere più godibile e più fruibile questa piazza. Quindi
una considerazione di carattere estetico e dall'altro lato una considerazione di carattere funzionale. Pensate che queste piante, parlavamo prima col vivaista, il fatto che siano nei vasconi non significa assolutamente che soffriranno, ma al contrario, rispetto a che metterle nell'asfalto dove poi alla fine devono fare di tutto per cercare di svilupparsi, qui per i prossimi 20-30 anni potranno crescere in maniera rigogliosa. Questa primavera ci sarà un'esplosione di colori e crediamo che possa essere anche un modo per invitare i cittadini a non vivere la piazza solamente durante un concerto o una donata, ma anche nella vita quotidiana. Il filare di alberi è arricchito da panchine e illuminazione a LED serale. A progettare lo spazio è stato il vivaista e architetto del verde Walter Toffoli. Bene, avevamo fatto delle cose bene, insomma, però di fatto non riusciamo a far gol, il torto è stato quello di non riuscire a far gol e non siamo stati molto fortunati sugli episodi che hanno determinato poi il risultato. Sono molto dispiaciuto perché perdere fa male sempre, sempre. Per un allenatore perdere partite in qualsiasi modo e con qualsiasi squadra fa male sempre. Ma perdere partite come quella di oggi, dopo che la squadra, consapevole dell'importanza della partita di oggi per questo finale di campionato che ci aspetta, l'aveva preparata bene, ci ha messo attenzione, voglia, corsa, aiuto reciproco e che poi la perde, insomma, se già pareggiare mi avrebbe dato fastidio e poi la perdi e insomma ci stai male. E per tutti gli approfondimenti in casa udinese, appuntamento con Replay, con Ezio Maria Cosoli a partire dalle 21. Grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle 19, buona giornata.